Assessore Panizzutti, a Conegliano è in arrivo la terza edizione dello shopping dei ragazzi. Ci può dire brevemente quali sono le principali novità di questa manifestazione? Allora, la principale novità in assoluto di questa terza edizione dello shopping dei ragazzi è che i proventi di tutto lo shopping, cioè tutto il ricavato di questo mercatino, verranno dati direttamente a 3 associazioni, che sono Fondazione Bernardi, Giocare in Corsia e Scuola in Ospedale. Queste 3 associazioni, un po' come avveniva fino all'anno scorso per quanto riguardava le scuole, a cui erano destinati i fondi fino all'anno scorso, e faranno la loro richiesta relativamente alle attività per le quali vogliono utilizzare questi fondi direttamente all'associazione Il Pesco, che è la madrina di tutta la manifestazione, e questi fondi verranno erogati per andare a finanziare quella che è l'attività richiesta. Altre novità saranno l'utilizzo del gioco dell'oca. In pratica l'Istituto da Collo di Conegliano, che è una scuola superiore, i ragazzi di questo istituto seguiranno, alcuni ragazzi di questo istituto seguiranno i genitori o comunque i bambini, i ragazzi, chiunque vorrà cimentarsi nel gioco dell'oca di Conegliano, che è un gioco dell'oca che era stato sviluppato qualche anno fa, dove per ogni casella c'è un monumento di Conegliano in modo da poterla conoscere meglio. Okay. Un'altra novità sarà quella delle cartoline che verranno consegnate, cioè sono delle cartoline in bianco, solamente con compilato il destinatario. I ragazzini potranno, coadiuvati dal personale che sarà presente il giorno quel giorno lì, facente parte dell'associazione, potranno fare un disegno di un monumento di Conegliano o comunque di un qualsiasi altro manufatto che gli verrà in mente, o comunque qualsiasi altro disegno. Questo un po' anche per far scoprire loro qualcosa di diverso da quello che è lo smartphone, che è l'oggetto che sono abituati probabilmente ad utilizzare o comunque a prendere in considerazione per quanto riguarda il disegno o le fotografie, ma manualmente faranno questo disegno e quindi torneranno un po' ad utilizzare quello che si faceva una volta. Queste sono le principali novità. Ovviamente noi auspichiamo che ci sia più persone possibili che parteciperanno a questo mercatino, o meglio, che interverranno a questo mercatino per fare queste offerte. Non si tratta di una vera e propria vendita. Di fatto non ci sono dei prezzi preassegnati agli oggetti che vengono venduti, che sono tutti oggetti che i ragazzini probabilmente hanno trovato svuotando la camera o comunque portando degli oggetti che magari non utilizzano più o che comunque utilizzano meno. E ci sarà più che altro un'offerta, quindi ci sarà l'oggetto, l'acquirente sceglierà l'oggetto e, come dire, contratterà con i ragazzini del banchetto, che sono 22 banchetti, per poter arrivare ad un prezzo, ad un'offerta da fare. E normalmente vengono raccolti comunque ogni anno, a ogni edizione, qualche migliaio di euro. Noi contiamo di raccoglierne il più possibile per fare in modo di poter dare veramente una mano a queste 3 associazioni, perché lo meritano per il tipo di attività che fanno sul territorio.